Da Santa Fe, Nuovo Messico, a Cafarsetti, Venezia, da A a B, un'idea nata in America e cresciuta in Veneto, un docente come riferimento, una start-up come volano, un team di giovani sviluppatori come motore. Da A a B. Ecco l'app gratuita che integra i mezzi pubblici regionali. Si possono programmare percorsi, consultare orari, acquistare biglietti, spostarsi insomma con più agilità e con meno patemi. Dopo anni di test, oggi il varo ufficiale, la regia, è quella di Confservizi Veneto. Con questa app da A a B riusciamo ad unificare i biglietti in un solo unico biglietto tra tutte quante le aziende. Riusciamo a unificare sia il trasporto su gomma, su quello di navigazione e anche per alcune tratte già quello del trasporto ferroviario. Attualmente sono partner del progetto AVM Holding, ACTV, Ali Laguna, ATVO, MOM e ATV. Il monitoraggio dei flussi dei passeggeri aiuterà queste imprese a crescere, sottolinea il sindaco di Venezia. La conseguenza è che si crea un patto, un accordo che sta in piedi proprio su una convenienza delle imprese, che siano pubbliche o private, sempre imprese sono, e per cui sono molto fiducioso che questa cosa potrà allargarsi ad altre esperienze, ad altri raccordi. Le aree coperte ad oggi sono quelle di Venezia, Treviso e Verona. Vicenza, come dire, è un attimo in stand-by, ci sta pensando. Le altre aree che sono coperte da società che fanno capo al gruppo FS sono un attimo in stand-by perché il gruppo FS sta sviluppando una cosa simile o analoga. Ma noi, come dire, abbiamo già detto, siamo inclusivi, qualora decidano di voler entrare in questa compagine non abbiamo nessun problema. Anche perché il passaggio ulteriore obbligato è quello dell'integrazione con il trasporto su ferro, un preambolo si potrebbe pensare del progetto Biglietto Unico Regionale che Palazzo Balbi vorrebbe completare entro il mandato. Quello che chiede Regione Veneto è che tutte le iniziative che a livello locale vengono intraprese siano assolutamente compatibili con le linee guida che dà la Regione, proprio per poter arrivare un giorno e spero tra breve, a poter fare il biglietto unico senza nessun intoppo. Da A a B intanto un'app per turisti, ma non solo, anche e soprattutto per i pendolari che possono verificare il loro itinerario, prendere il biglietto last second, muovendosi, risparmiando tempo e denaro.